Sulle immagini del derby tra le due squadre dei Pulcini del Pozzo nel torneo in Liechtenstein, evento al quale dedicheremo un servizio apposito, commentiamo un rientro dalle vacanze pasquali tutto sommato positive per le squadre rossoblù. In seconda categoria i ragazzi di Mister Ronconi regolano con un rotondo 3-0 il Locara, formazione invischiata in piena zona play-out. Partita mai in discussione che avrebbe potuto essere chiusa addirittura nel primo tempo. Senza dubbio un buon viatico per il ritorno della semifinale di Coppa Veneto contro i vicentini del Marola. Gli allievi A terminano il loro campionato regolando per 1-0 tra le mura amiche e Cali-David. Partita piacevole, giocata molto bene da entrambe le squadre. Alla fine ha vinto meritatamente il Pozzo che quasi allo scadere ha saputo sfruttare alla meglio una ghiotta occasione. La squadra c'è, il gioco pure, le premesse non mancano per disputare un buon post campionato. Pagina amarissima, loro malgrado, per gli allievi B. La partita è stata sospesa a metà del primo tempo per una tentata aggressione all'arbitro da parte dei giocatori e dirigenti del Lugagnano, avversario di Rossoblù. Match interrotto, arbitro tremante e in lacrime e quasi sicura vittoria a tavolino per il Pozzo. Si spera che certe scene non si debbano più vedere non solo al Pasetto, ma in nessun campo del mondo, e si invoca una punizione esemplare per chi rende responsabili di certi gesti. Ennesima batosta per i giovanissimi, travolti per 9-3 in trasferta dall'Olimpia Stadio. Unica soddisfazione, all'andata era finita 11-0 per gli avversari. Gli esordienti non vincono, questa sì che è una notizia, ma pareggiano per 3-3 contro il Porto San Pangrazio. Il risultato va oltre modo stretto ai ragazzi di Succurro, che avrebbero meritato decisamente la vittoria per quanto fatto vedere in campo. Fermi i Pulcini 2002-2003, i Pulcini 2004 escono sconfitti dalla trasferta di Zevio, dove hanno disputato una partita non certamente trascendentale. Fermi per maltempo i piccoli amici. Questa settimana iniziano lunedì i Pulcini, entrambi in casa, il 2004 contro l'Albaronco, il 2002-2003 contro il Marchesino. Mercoledì la prima squadra cerca l'approdo in finale di Coppa Veneto in trasferta contro i vicentini del Marola. Si parte da 1-1 dell'andata. Sabato giocano gli esordienti in trasferta a Monzecane, mentre i Pulcini 2002-2003 ospitano la Scaligera. Domenica mattina gli allievi B giocano in trasferta a Ciarea, mentre la prima squadra gioca nel pomeriggio a Cazzano di Tramigna contro il Val Tramigna.